Agguato nelle campagne di Varapodio nel Regino, a rimanere uccisi i fratelli Francesco e Carmelo Donato di 18 e 26 anni. Il primo è morto sul colpo, mentre il secondo all'ospedale di Polistena. A compiere l'agguato due persone, una delle quali armata di fucile calibro 12. Nel 2000 era stato ucciso il padre dei due. Sul posto i carabinieri di Reggio Calabria che seguono la pista della criminalità organizzata. 10 misure di custodia cautelare in carcere sono state eseguite oggi dalla squadra mobile di Brescia nei confronti di altrettanti soggetti, italiani e non, tutti pregiudicati e tutti indiziati a vario titolo dei reati di traffico internazionale, detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, riciclaggio e ricettazione. Gli arrestati apparterrebbero a clan dell''ndrangheta, alcuni vicini alle famiglie Morabito e Papalia di Reggio Calabria. La Regione ha emanato un provvedimento con il quale vengono bloccati per altri 90 giorni i lavori della discarica di amianto che dovrebbe sorgere in località Santa Marina a Scandale, nel Crotonese. A quanto pare il Dipartimento Ambiente della Calabria non era a conoscenza di una legge del 2005 emanata dal suo organo legiferante e nel piano regionale dei rifiuti una discarica di amianto nella provincia di Crotone non era prevista. Alcune decine di dipendenti della Fondazione Betania hanno manifestato questa mattina davanti alla sede dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. I lavoratori lamentano il mancato pagamento di alcune mensilità e denunciano rischi occupazionali. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta da un dirigente dell'ASP che avrebbe fornito alcune rassicurazioni e il presidio è stato rimosso.